Ed ora il secondo incontro tra il dottor Madeschi e il dottor Francescon per un confronto sulla geriatria nella rubrica 3 minuti per la tua salute. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione Video Sound che parla dei problemi della salute. Ecco, la settimana passata abbiamo parlato dell'osteoporosi in generale. Oggi non parleremo della prevenzione come avevamo detto, ma volevo focalizzare due cose. È venuto fuori che l'osteoporosi colpisce anche gli uomini. E allora io vorrei dire questo: che differenza c'è nell'osteoporosi tra l'uomo e la donna? E qual è l'età che colpisce o l'uomo o la donna, tutti e due? Quindi ti lascio 3 minuti solo per queste cose. Sì, ti ringrazio di questa domanda che è molto interessante. L'osteoporosi inizia di solito dopo i 40 anni. Però si accentua in modo molto intenso per la donna ad avvenuta menopausa. E di conseguenza in questo periodo, proprio per il calo della produzione degli ormoni estrogeni, c'è una progressiva perdita, come si diceva nella puntata precedente, della massa ossea. Chiaramente questa perdita può essere più o meno rapida ed è influenzata da molti fattori, in particolare da fattori genetici. Una delle differenze che si riscontrano tra il maschio e la femmina è che sicuramente il potenziale di massa ossea del maschio è sicuramente superiore. Non solo, la perdita della massa annua per la donna di solito intorno all'1%, mentre per il maschio è molto più bassa, dell'ordine dello 0,3%. Quindi per quanto riguarda l'osteoporosi nel maschio, mentre nella donna è legata alla postmenopausa, molto spesso è legata a delle malattie croniche che nel maschio hanno una incidenza sicuramente superiore. Ti faccio degli esempi: non so, la bronchite cronica con problemi respiratori, di insufficienza respiratoria, malattie cardiovascolari croniche, l'insufficienza renale cronica, le epatopatie croniche, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire che oltre alla osteoporosi postmenopausale ci sono delle forme di osteoporosi che sono secondarie ad altre malattie, e questa quindi è proprio la caratteristica che interessa di più il sesso maschile. Quindi, in definitiva, se è presente l'osteoporosi nel maschio è più grave, perché oltre che essere dovuta al calo ormonale, che è presente comunque anche negli uomini dopo una certa età, molto spesso è legata a delle malattie croniche. È interessante, perché anch'io queste cose non le sapevo, e credo quindi che l'invito sia questo: maschietti, state attenti, andate anche voi a seguire questo problema con la prevenzione. Della prevenzione ne parleremo in un'altra puntata. Arrivederci, ringrazio il dottor Francescon e ci vediamo fra una settimana.